soldi a Roma e niente a Venezia, la rabbia del sindaco Orsoni. Galan attacca ancora Luca Zaia: quando governavo io il Veneto contava di più. Buonasera a tutti i telespettatori. L'informazione da Venezia in apertura. La polemica in primo piano che è appunto divampata dopo la decisione del governo di stanziare 300 milioni di euro per Roma Capitale. Il sindaco Giorgio Orsoni si arrabbia e dice: noi attendiamo ancora i soldi per la legge speciale. Sul caso l'ex governatore Galan attacca Zaia: quando governavo io il Veneto contava di più. Sentiamo le voci allora proprio degli interessati. Altri soldi a Roma e stavolta Venezia insorge. Già da tempo tra le due città non corre buon sangue. Si pensi alla questione del cinema, si pensi alle case Olimpiadi. Adesso basta, tuona Giorgio Orsoni, sindaco del capoluogo lagunare, a dir poco adirato per i 300 milioni stanziati a favore di Roma Capitale, mentre Venezia attende sempre i 42 milioni della legge speciale. E quei soldi, già stanziati ma che in Veneto non arrivano, diventano l'occasione per un nuovo scontro tra PDL e Lega, le due forze che reggono non soltanto le sorti del paese, ma anche quelle della regione. Ad accendere la miccia l'ex governatore Giancarlo Galan, che non perde l'occasione per togliersi un macigno dalla scarpa. Quando io facevo il presidente di questa regione nessuno può dire che il Veneto era dimenticato. La stilettata è rivolta all'attuale presidente della regione Luca Zaia, che, secondo l'ex governatore, dovrebbe premere di più sullo stesso governo, di cui però fa parte anche lo stesso Galan, in quanto ministro dell'agricoltura. Quando si fa troppa propaganda, si perde di vista il buon senso, perché crede che a Roma nessuno abbia mai detto che era scandaloso spendere tutti quei soldi che abbiamo speso per il Mose. In attesa della replica del presidente Zaia, chi cerca di gettare acqua tra i due fuochi è l'assessore Renato Chisso, braccio destro di Galan, ma anche componente dell'attuale giunta di Palazzo Balbi. Non sono persi, ci sono un po' di problemi sempre con la cassa, però non sono assolutamente persi.